Con Adriana Mondolo, dunque parliamo di situazione sanitaria in Friuli Venezia Giulia, sempre più scoppiettante, viene da dire, e allora cominciamo con questi 3 milioni di perdite per la chiusura di Latisano. Certo, siccome si sente la tedesca quando parla, dice che la sanità in Friuli funziona bene, che tutto è in ordine, tutto a posto, però poi veniamo anche a sapere che ci sono queste perdite, no? In un solo ospedale. Poi si viene anche a sapere che con queste nuove, Diciamo così, queste nuove disposizioni tecnico-tattiche, nel senso che per cercare anche di ridurre i costi, ma soprattutto per dare un ulteriore servizio, si sa che a volte quando si fanno i lavori non sempre questi arrivano alla perfezione, si taglia da una parte, si rabatta dall'altra, si imblecca, come si dice a Furlan, e a volte i risultati non sono quelli, esatto, soprattutto quelli sperati. E può capitare che insomma magari uno che abita a Codroipo deve fare una visita a Tolmezzo, insomma, i costi o viceversa, no? Ma una semplice visita, non una visita specialistica, quindi pensate che se da Tolmezzo devono andare a Codroipo, ma non per libera scelta, solo perché magari andando a Codroipo ce l'hanno prima piuttosto che aspettare lì a Tolmezzo, uno si deve fare più di 100 km solo di andata, altrettanti a ritorno. Ma io penso, ma se c'è una persona anziana che magari non ha la possibilità di avere una macchina e deve pagarsi pure un taxi, quanto gli viene a costare? Quasi quasi gli conviene pagare la visita privata. Guardi, a me è capitato proprio di sentire alcune persone che mi hanno fermato nei giorni scorsi per lamentarsi di questa situazione un po' anomala a livello sanitario, di cui ad esempio gente, faccio un esempio, un comune Talmassons, gente che deve prendere ad esempio la corriera perché non ha la patente, prende la corriera, deve arrivare a Udine e poi da Udine prende un'altra corriera per arrivare a San Daniele. Robe da matti. Tanto per fare, però si cerca attraverso queste critiche, le critiche devono essere sempre costruttive, mai distruttive, chiaramente, però si cerca insomma di lanciare il sasso per far capire, perché pare che a volte c'è gente che non capisce Roma per Toma e poi quando cade nella fogna, come si dice in questi casi, nella melma, allora all'improvviso dice ma forse quando all'epoca avete detto qualcosa tutto sommato non era così sbagliato. Ma chi ha fatto questi cambiamenti sono così presuntuosi e anche nel loro modo di essere anche ignoranti, perché ignorano, no, le nostre difficoltà o le vogliono ignorare, però continuano a dire che la cosa va bene fatta così. Allora l'altro giorno io mi trovavo a Tolmezzo in ospedale e lì parlando con gli altri così c'era una coppia con un bambino piccolino che da Fagagna sono dovuti arrivare a Tolmezzo. Perché? Perché per andare a fare la stessa visita a San Daniele, che è a 2 passi da loro, dovevano aspettare 9 mesi e sono tutte le cose assurde che hanno messo in piedi queste nuove direttive che hanno fatto. Poi ho parlato anche con i medici, perché io continuo a parlare, a chiedere, a informarmi. Ho detto, dottore, a questo punto, quando se ne andranno questi qua, per rimettere le cose a posto, ritornando come prima, si può? Mi fa, signora, è impensabile, perché si spenderebbe 3 volte di più di quello che è stato speso per fare sto disastro. Cioè, io sono rimasta allibita. Sì, allora, poi lei ci porta anche un dato della posizione in classifica della sanità friulana, vice campione d'Italia, mi sia consentito questo termine, da vice campione d'Italia al 28° posto. Sì, siamo andati, io penso che il Burundi forse sono meglio di noi. Ma non è che, mi permetta, anche la famosa legge, i famosi accordi degli anni 90, quando all'epoca Alessandra Guerra e via dicendo, poi Tondo e compagnia, ribadirono quel concetto fasendi Bessoi, fasendi Bessoi, fasendi Bessoi, e adesso invece Chiappailu di Bessoi. Sì, di Bessoi, ecco. sì, però ecco, la nostra sanità qui in Friuli Venezia Giulia, noi la paghiamo in toto, noi. Cioè, infatti, le stavo dicendo, abbiamo anticipato questo. È questo, io vorrei, quando noi paghiamo le tasse per avere i servizi, che venissero erogati a noi e non magari una nostra quota erogare a quelle regioni che sono sempre con i buchi. Ma infatti il problema qual è? Le spiego, se noi abbiamo fatto un accordo con Roma che prevede X, poi nell'accordo, no, lei sa quando firma un contratto che ci sono quelle famose didascalie scritte in caratteri non cubitali, che neanche un super ottico riesce a capire cosa c'è scritto, probabilmente in quella firma ci sono state le varie ed eventuali che alla fine adesso, come ripeto, si stanno purtroppo materializzando. Io vorrei anche dire questo, queste persone che hanno fatto questa macelleria sociale qui in Friuli, Telesca, Serracchiani, facciamo i nomi, perché non dobbiamo farli? Sono loro che hanno fatto il disastro. Questi qui poi, e tutta la giunta, perché quando il ladro ruba e quello che tiene il sacco per me è ladro uguale, quindi queste persone
ora si mettono in moto per andare chi a Roma, chi a prendere i posti a sedere di nuovo. No, queste persone, secondo me, dovrebbe essere da interdire dalla politica e dai posti pubblici, perché questi hanno fatto danni. A questi livelli, insomma. Io sì, io la vedo così. Non si, quando loro fanno macelleria sociale per noi e poi pretendono di essere premiati. Potrebbe essere anche vegana la macelleria, perché sa che adesso c'è anche la carne vegana, l'uovo vegano, poi sa com'è. Buttiamola in ridere, dai, perché è da piangere. Io ringrazio Adriana Mondolo,